Una mostra che allarga la visione anche a quelli che vogliono capire e non sono addetti ai lavori. Nuova apertura a Castelfranco Veneto della mostra Le trame di Giorgione, 45 capolavori di Giorgione, Tiziano, Lotto, Bassano, Veronese e Tiepolo, in grado di condurre il visitatore alla riscoperta del ritratto non solo come opera d'arte ma anche come vero e proprio documento di storia del costume. All'interno del museo Casa Giorgione tutte le opere sono affiancate da preziosi tessuti d'epoca, testimonianza diretta dello stile del tempo. Certo, è una mostra che parla di trame, quindi è una mostra che mette in primo piano accanto al ritratto la manifattura tessile veneta, quindi che parla di trame tessili, oltre che di trame da dipanare, che sono appunto quelle legate alle opere di Giorgione, molto spesso interpretate come non sono. Dalla casa museo all'attiguo Duomo che custodisce la famosa pala del Giorgione, l'esposizione si snoda nei luoghi simbolo del pittore castellano per una mostra itinerante. La torre civica, lo studiolo dove si riunivano in segreto alcune famiglie aristocratiche di Venezia, casa Costanzo, casa Barbarella e il piccolo teatro, un vero gioiello del Settecento. Il fulcro, il luogo della cultura cittadina. Questa vuole essere una mostra che valorizza tutti i luoghi culturali della città. In questi ambienti raffinate aziende tessili offrono al visitatore l'opportunità di ammirare l'eredità contemporanea della celebre tradizione tessoria del Veneto. Puntiamo a trattenere il turista per un periodo più lungo rispetto all'ora e mezza che normalmente catalizza una mostra simile e che poi questo faccia conoscere Castelfranco oltre i confini.